rispetto al passato noi andiamo semplicemente a posporre il test d'ingresso, che questa volta è un esame basato sulle 3 materie, ma ricordo che i celeberrimi TOLC si basavano su chimica, fisica e biologia più alcune domande di logica, perché le tanto vituperate domande di cultura generale erano già state tolte. Come nel Gattopardo, tutto cambia, perché nulla cambi. Parliamo dell'abolizione del test d'ingresso al corso di laurea in medicina, almeno secondo il presidente della scuola padovana, il professor Angelo Dei Tos. L'annunciata riforma, che porterà a Padova per il primo semestre dai 3 ai 4.000 iscritti al primo anno di medicina, in realtà pospone soltanto il test. Il primo semestre sarà un filtro per poi accedere alla scuola di medicina. Il meccanismo prevede quindi un accesso libero a questo semestre filtro in cui i ragazzi studieranno 3 materie, chimica, biologia e fisica. Il 20 novembre potranno svolgere la prima prova, che è una prova nazionale ma poi corretta localmente, e quindi cominciare a formare quella graduatoria che poi consentirà loro, in caso positivo, di accedere alla scuola di medicina, oppure in caso negativo di accedere a forme, diciamo, alternative di formazione in campo sanitario, come ad esempio le professioni sanitarie. Le lezioni saranno online per permettere a tutti di parteciparvi. Nemmeno l'Università di Padova ha spazi per accogliere un numero così ampio di studenti. La scuola di medicina, per sua natura però, prevede anche esercitazioni pratiche. Non potremmo erogare invece quella parte pratica che già in questo Ateneo viene erogata nel corso del primo anno, perché è chiaro che non possiamo gestire quei numeri su sessioni che siano sessioni appunto pratiche. E questo è un problema perché la medicina non si impara solo studiando i libri o leggendo online, ma si comincia fin dall'inizio a fare un'esperienza che è teorica ma che è anche pratica.